Direttore, è iniziata la nostra grande maratona dei tamponi, un grande investimento in prevenzione e in diagnosi precoce. Un potenziamento di una macchina organizzativa che noi stiamo portando avanti sin dal primo giorno di diffusione del contagio. L'abbiamo potenziata moltissimo. Oggi noi offriamo nel territorio 9 punti in cui si possono eseguire i tamponi muniti di impegnativa. Di questi 9 punti l'ultimo è quello attivato nella notte scorsa a Schiavonia dalle 8 di sera alle 8 di mattina, in maniera che non ci si fermi durante tutto l'arco della giornata. Ieri per esempio abbiamo effettuato nei nostri punti territoriali più di 4.000 tamponi, di cui 2.500 i cosiddetti tamponi rapidi, i tamponi antigenici. In quello di Schiavonia questa notte sono stati eseguiti 70 tamponi, ma devo precisare che 67, quindi la stragrande maggioranza, sono stati fatti nell'arco di tempo dalle 8 di sera all'1, mentre nelle restanti 7 ore solo 3 cittadini si sono presentati a Schiavonia. È anche l'occasione per ringraziare i nostri dipendenti. Ma sicuramente, anche questa volta, come in tutte le occasioni in cui sono stati chiamati a operare, non si sono risparmiati. Quindi un grazie ancora una volta a tutti i nostri collaboratori.